Siamo al centro di un fantastico cantiere in un luogo meraviglioso della nostra regione, non solo dalle eccellenze architettoniche, ma anche luogo simbolo del nostro terremoto e della nostra ricostruzione. È evidente che un luogo di questo tipo non può che pretendere dalla regione, e la regione gliela darà, una continuità amministrativa e di gestione nell'ottica proprio di un suo recupero complessivo per concludere questa fase di ricostruzione che ha visto la nostra regione negli anni attraverso i diversi soggetti così mirabilmente impegnata. Così è dichiarato prima di iniziare il giro di ricognizione del castello di Colloredo di Monte Albano l'assessore regionale ai lavori pubblici Maria Grazia Santoro, incontrando gli amministratori del comune di Colloredo a partire dal sindaco Ennio Benedetti, il commissario straordinario Vittorio Zanon e il presidente della comunità collinare Giambattista Turidano. Casco e scarpe d'ordinanza, l'assessore ha visto ogni angolo di un cantiere che tra primo e secondo lotto vale oltre 28 milioni di euro e alla fine dei lavori restituirà al Friuli Venezia Giulia un maniero di cui il 60% sarà di proprietà pubblica e il 40% privata. Santoro ha poi partecipato assieme al presidente del Consiglio regionale Franco Jacopo e altri componenti dell'aula consigliare all'inaugurazione del castello di Artegna riconsegnato alla comunità dopo 38 anni trascorsi tra periodi di attività ricostruttiva e battute d'arresto. Decisivi sono stati i fondi messi a disposizione della Regione, oltre 2,7 milioni di euro, che hanno consentito di arrivare a conclusione dell'opera che, inserita nel percorso dei Castelli Longobardi, potrebbe diventare un motore turistico per Artegna e il suo circondario.